E siamo in diretta. Benvenute e benvenuti nuovamente a tutte e tutti. Questa è la nuova diretta organizzata dal Comitato Sardo per il no al taglio del Parlamento. Ballacanò, una delle ultime assemblee online del Comitato Sardo per il no al taglio del Parlamento. Partecipano a questa assemblea Marco Ligas del Manifesto Sardo, Lucia Merella delle 6.000 Sardine di Sassari, Luca Pizzuto, segretario regionale di Articolo 1 Sardegna, Enrica Fois, consigliera della municipalità di Pirri, Franco Uda della presidenza dell'Arci nazionale, ma anche segretario dell'Arci Sardegna, Luana Farina, portavoce di Caminera Noa, Amedeo Spagnuolo dell'Ampi di Nuoro, Giulia Lai, una dirigente nazionale di Liberu, e Pierluigi Muliri, segretario di Rifondazione Comunista, che si collegherà tra poco. Io ringrazio le persone e le organizzazioni presenti che hanno aderito all'appello del Comitato Sardo per questa nuova diretta. Illustreremo le ragioni del no di ogni organizzazione aderente al Comitato per il no, e illustreremo le ragioni del no in questo quarto referendum costituzionale della storia della Repubblica, indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Questa è una riforma che in caso di vittoria dei sì prevede un pericoloso taglio disorganico del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento, da 630 a 400 seggi alla Camera e da 315 a 200 seggi al Senato. Era necessario fare un comitato sardo perché la rappresentanza politica della Sardegna, che è già compromessa da una legge elettorale regionale antidemocratica, è nata per escludere le minoranze, rischia di scomparire dai luoghi della decisione con questa controriforma. Sarà infatti la Sardegna una delle regioni piccole e medie più danneggiate dalla compressione della rappresentatività politica del Parlamento. Vi ricordo che questa è una diretta visibile sia sulla pagina Facebook del manifesto, sia sulla pagina YouTube del manifesto e sia sul sito del manifesto. Lascio la parola a Marco Ligas, che è il fondatore del Manifesto Sardo, è attivista dei comitati sardi per la democrazia costituzionale, che sono stati attivi durante il referendum del Renzi Boschi del 2016, attivi soprattutto durante la campagna per il superamento di questa attuale legge regionale truffaldina. Marco Ligas fa parte della redazione del Manifesto Sardo e a lui la parola. Va bene, un caro saluto a tutti, anche se già ci siamo intravisti rapidamente. Cerco di rispettare naturalmente i 5-7 minuti che ci ha indicato Roberto, quindi naturalmente il mio e penso quelli di tutti noi saranno interventi molto sintetici. Abbiamo parlato molto di questo referendum, se ne parla continuamente, non siamo soltanto noi per fortuna a parlarne, se ne parla sia in Sardegna sia a livello nazionale. Vengono dette tante cose, alcune senz'altro più importanti di altre. Ecco, io mi voglio soffermare soltanto su due cose. Cerco di appunto rispettare i miei tempi affrontando rapidamente questi due aspetti. I due aspetti sono: il primo così, è un aspetto che viene sottolineato dai sostenitori del Movimento 5 Stelle e che a me pare che dimostri tutta la debolezza delle loro posizioni politiche. Il primo tema che io affronto è questo:
i 5 Stelle dicono che con questo taglio dei parlamentari avremo una riforma che rinforzerà senz'altro il legame con i cittadini. È un'affermazione strana anche questa, di natura ovviamente tesa a difendere le proprie posizioni, però non mi pare molto, molto convincente. Il secondo tema che vorrei affrontare in questa breve chiacchierata, è che vi sia il referendum sarebbe l'unica strada che è indispensabile e utile per contenere la spesa pubblica. Ecco, anche questa è un'affermazione così abbastanza opinabile, abbastanza discutibile. Vediamo rapidamente perché. Ecco, intanto io penso che la riforma di cui parlano gli amici dei 5 Stelle sia una riforma così abbastanza opinabile, abbastanza discutibile e soprattutto è promossa da un'organizzazione che intende facilitare la gestione del movimento nelle sue varie componenti elettive, infatti parla di Parlamento italiano, Parlamento europeo, consigli regionali e comunali, e ritiene che la partecipazione degli iscritti del movimento avvenga attraverso la scrittura di leggi e il voto per la scelta delle liste elettorali. È un argomento questo che mi sembra abbastanza lontano dalle posizioni che abbiamo sempre sostenuto come componenti democratiche, politiche, culturali, che ci sono state nel nostro paese in tutti questi decenni. Il secondo punto, come vi dicevo, è l'affermazione che viene fatta, secondo la quale se vogliamo ridurre la spesa pubblica è necessario contenere il numero dei parlamentari. Anche questa non voglio ripetere quanto già ho accennato. Voglio partire comunque da questa seconda affermazione. Ecco, siamo sicuri davvero che non si possano ridurre le spese pubbliche in altro modo, solo attraverso mettendo da parte quanti sono? 400 parlamentari o più o meno quel numero lì? Perché non limitare, per esempio, un terzo delle proprie indennità? Vogliamo risparmiare? Bene, io sono del parere che si possa risparmiare. Penso che non impoveriremo certo i parlamentari che potranno subire un terzo delle indennità attuali. Quindi, se proprio vogliamo parlare di risparmio della spesa pubblica, ecco, questa è una strada. Ancora, per quanto riguarda la Sardegna, per esempio, mi vengono subito in mente le spese militari, mi vengono in mente le spese relative agli F-35. Sono proprio indispensabili queste spese, non è possibile ridurle o eliminarle per fare altre cose, per fare degli altri interventi che servano, che affrontino il problema della disoccupazione, il problema della sanità, il problema della tutela dell'ambiente, il problema dell'istruzione. Io penso che si possano fare queste cose, se si vogliono fare. Ecco, trovo un po' discutibile, opinabile, il fatto che il Movimento 5 Stelle non parli di queste cose. Eppure io ho ripreso una frase che mi capita di ripetere frequentemente. Noi in Sardegna, per esempio, abbiamo il nostro territorio che è occupato per 35.000 ettari dalle servitù militari, sia aeree, sia marine, sia terrestri. Noi siamo la regione che abbiamo il terreno del nostro territorio, il territorio della nostra isola, fra i più alti di tutto il nostro paese. Ecco, non potremmo contenere queste spese qui, correggere, ridurre alcuni aspetti, anche eliminarli dalla Sardegna per risparmiare la spesa pubblica. Ecco, mi viene in mente a questo punto
il tema che viene sollevato spesso delle autonomie preferenziali o particolari. Ma con questa legge qui, che riduce il numero dei parlamentari, poi avremo ulteriormente ridotti i nostri rappresentanti. E dove sta? Dove va a finire il rapporto più democratico tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni? Si riduce, si contrae continuamente. Noi riprenderemo ad essere, già lo siamo abbastanza, una regione che dovrà subire una politica di tipo coloniale, di dipendenza da parte delle regioni e delle istituzioni che le governano. Quindi mi pare che i modi per così trovare nuovi finanziamenti ci siano, così come quelli mi è venuto in mente per esempio il vantaggio che viene consentito ad alcune grandi aziende che cercano la loro dimora altrove, in altri paesi, per esempio in Olanda, così non pagano equamente come le paghiamo tutti noi qui le cose, i debiti fiscali, sì, perché mai? Perché mai è opportuno consentire queste disparità? Perché non facciamo pagare equamente a tutti, sia a quelli che se ne vanno fuori per non pagare, sia a quelli che invece rimangono? Passo alla prima domanda. Dicevo, davvero il sì al referendum rafforza la democrazia e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche? Ecco, questa affermazione mi sembra davvero incredibile. Ecco, ripeto quello che già accennavo prima. Mi vengono in mente, Roberto, tieni presente il tempo che sto usando. L'hai praticamente finito, Marco, proprio Finito. adesso. Però Va bene, finisco rapidamente. concludi, concludi. Sì, sì, concludo dicendo che per tutte queste ragioni è necessario, è indispensabile votare no al a questo referendum per mantenere e rafforzare il rapporto tra cittadini, il rapporto democratico e rafforzare anche i diritti dei lavoratori e di tutti i cittadini perché vengano rispettate le leggi. Noi voteremo quindi no, noi del Manifesto Sardo, ma non solo, mi pare tutti i partecipanti a questa riunione voteremo no. Concludo facendo una considerazione, se volete, anche critica nei nostri confronti. Badate che noi possiamo anche vincere questo referendum, può anche il no vincere questo referendum, cioè non realizzarlo, fare in modo che non si realizzi. Però non è necessario che attraverso questa lotta che finisce domenica si possa progredire sul terreno della democrazia, delle libertà dei cittadini. Ci vuole un impegno, io lo ripeto costantemente a costo di essere noioso, lo ripeto costantemente, è necessario che oltre a questi impegni particolari che noi mettiamo in evidenza, applichiamo durante queste fasi qui, mettiamo in pratica atteggiamenti, comportamenti, scelte che ci consentano di avere un rapporto costante con i territori, con i cittadini, perché queste cose, questi obiettivi, se non si realizza questa unità, non faranno grandi passi in avanti. Chiedo scusa per il minuto rubato. Roberto? Grazie a Marco Ligas. Sì, grazie Marco. Allora, qualcuno ha un cane che sta abbaiando, forse è il tuo cane, ma ti tolgo il microfono. Allora, la parola adesso a Lucia Merella delle 6.000 sardine di Sassari. Mi piace sempre ricordare perché sono nate le sardine, mi piace anche la loro dicitura nel sito, un antidoto all'indifferenza. Le sardine
credono che le persone siano le protagoniste della vita sociale e democratica del paese, promuovono la cittadinanza attiva come pratica politica, un antidoto all'indifferenza e una forma di resistenza ai populismi, i sovranismi e i personalismi di ogni sorta. Mi piace molto questa premessa e la trovo molto in linea con un'idea di alternativa di società che parte dal mettere in rete tutte le forme di conflitto sociale esistenti senza fare ricorso alla strategia dei populismi e dei sovranismi che, ricordo, non hanno contaminato solo la destra, ma hanno contaminato anche la sinistra, purtroppo. La parola a Lucia Merella delle 6.000 Sardine di Sassari. Ciao, anzitutto vorrei dare il benvenuto a tutti e ringraziare anche te per questo invito. Anche noi sì, ci siamo adoperati per cercare di fare questa campagna per il no contro il sì. Noi delle 6.000 Sardine preferiamo definire questa battaglia e questo taglio non tanto dei parlamentari, ma del Parlamento stesso. Infatti è una cosa molto più seria, molto più forte, ed è per quello che noi siamo qui e scendiamo in piazza con voi. Riguarda non solo la nostra Costituzione, ma qualcosa che c'è alla base, perché la nostra è proprio una repubblica parlamentare, perciò si va a intaccare e toccare qualcosa che effettivamente sta nel cuore, è un architrave, non stiamo parlando di qualcosa di secondario, che poi le funzioni del Parlamento in questo momento storico vengano svolte poco o vengano svolte male, questo è un altro discorso che sicuramente, o un altro problema che certamente non può essere risolto con un taglio drastico di questa natura. Noi possiamo anche dire che il nostro pensiero è che un Parlamento di qualità, e l'abbiamo ripetuto e detto più volte, non può sicuramente passare per un taglio, ma per una revisione diversa, per una maggiore rappresentanza. Mi spiego. Le persone che arrivano là tantissime volte non sono scelte da chi le ha votate, ma dai capi partito che propongono il loro rappresentante. In questo senso noi siamo molto negativi perché non condividiamo per niente questa scelta. Infatti richiediamo anche un cambio di legge elettorale prima del referendum e non dopo, perché abbiamo già notato in Italia come varie volte si facciano delle leggi monche che vengono approvate con la speranza che un governo resti in piedi la durata di 5 anni. Tutto questo non avviene mai, perciò ci portiamo spesso e volentieri questa zavorra di nuova legge non succeduta da poi la testa, e quindi ci troviamo in difficoltà. Cos'altro possiamo dire? Abbiamo anche la paura che questo taglio possa creare, o che ne so, un indomani una difficoltà di rappresentanza anche in questo senso qua, perché potremmo correre il rischio di trovarci con 3, massimo 4 partiti a rappresentare una nazione intera, e magari il quarto neanche a rappresentanza totalmente nazionale, perché veramente sarebbe residuale. C'è la volontà di questa riforma non di migliorare, non di velocizzare sicuramente quella che è la burocrazia o il lavoro del Parlamento, ma anzi lo indebolirebbe, perché sarebbe un vero e proprio taglio, un colpo, ecco. E quindi un comprimere la rappresentanza, che non significa di certo migliorare, ma anzi per noi è semplicemente un consolidare, un rafforzare ciò che noi troviamo pernicioso, come dice qualcuno, quindi danneggia assolutamente. Cos'altro possiamo aggiungere? La questione dei costi, come hanno detto prima di me, l'intervento, il dottor Ligios. L'intervento dei costi non sta in piedi assolutamente, perché se vogliamo parlare di risparmio le vie possono essere molteplici, non può essere di certo la democrazia un costo elevato. Io personalmente, questo è un mio parere, preferirei una rappresentanza maggiore calibrata meglio. Quindi non vedo dove sia il problema nel numero. È poi rischioso, ho visto diversi raffronti sul taglio, nel senso noi ora siamo fra i primi, se non il primo, ma il secondo ha poca differenza da noi,
è l'ultimo. Noi con questo taglio in teoria andremo a finire agli ultimi posti. C'è chi dice che ovviamente ogni nazione ha una tipologia di governo diverso, perciò neanche questo può essere fatto come raffronto, perché per esempio la Germania ha delle sedi con più poteri, degli organi con più poteri, quindi non ha questa necessità, e anche questi raffronti vengono visti in modo negativo, ma ovviamente non lo dico io, lo sto riportando in modo così grossolano, questo viene detto anche da giuristi o da costituzionalisti. La maggior parte di chi voterà sì, e voglio concludere per non rubare assolutamente tempo, lo farà certamente, lo sappiamo, sull'onda di un sentimento di rivalsa nei confronti per l'appunto di questi parlamentari, ovviamente sentimento di rivalsa che viene assolutamente cavalcato e ingigantito da determinati partiti che non sto qua a nominare per pubblicità e poi non avrebbero bisogno della mia, ma se davvero così fosse, ossia che un minor numero garantirebbe una qualità e delle persone migliori, onestamente mi trovano parecchio perplessa, perché i nulla facenti o i capopartito oppure le persone che sono effettivamente di spicco e che stanno dietro e hanno il potere non verranno assolutamente eliminate, ma anzi a maggior ragione verrebbero schierate e gli verrebbe concesso maggior potere, a mio avviso ovviamente. E quindi queste sono grosso modo le ragioni del perché noi votiamo assolutamente no. Grazie Lucia Merella di 6.000 Sardine e Sassari. La parola adesso a una rappresentante dei nostri enti locali in Sardegna, una indipendentista, la consigliera Enrica Fois della municipalità di Pirri. Benvenuta Enrica. Grazie Roberto, grazie a tutti voi. Io sono emozionata di essere qui stasera a parlare con voi, però l'argomento era così importante che ho deciso di superare la mia emozione nel parlare in pubblico. Appunto, come dici tu, io parlo da indipendentista e per me un indipendentista ha il dovere morale di portare le proprie idee in tutte le assemblee elettive disponibili. Per questo vi voglio portare un esempio concreto. Appunto, io amministro nella municipalità di Pirri e sono l'unica indipendentista, quindi potete immaginare quale può essere il mio peso politico, e io spesso cerco di portare istanze vicine al mio mondo, alla mia sensibilità, come quelle per la lingua sarda, però sono e poi politici. Con cui sei in coalizione o addirittura avversari politici, allora però sono sola e non ho peso politico e questo diventa molto difficile. Quindi mi chiedo com'è pensabile pensare di essere rappresentati o di portare avanti le nostre istanze, cioè se non ci siamo materialmente, se da 20 andremo ad avere 12 rappresentanti, 10 rappresentanti, sarà sempre più difficile portare avanti le nostre istanze. Posso capire la frustrazione di avere purtroppo persone in questo momento che non ci rappresentano, ma questo la cura non è eliminarle, non è rinunciare ad un diritto, la cura, far sì che non ci sia neanche la possibilità di arrivare lì. Quindi il numero degli eletti in Sardegna con la vittoria del sì passerebbe da 25 a 16. Allora stiamo davvero appunto rinunciando ad un diritto. Quindi per me invece più parlamentari elegge la Sardegna e più abbiamo che a Roma ci siano rappresentanti eletti che hanno dell'autodeterminazione, sì che loro abbiano a cuore le istanze, dobbiamo votare con criterio, dobbiamo far sì che ci sia una coscienza nazionale sarda che voti in quella direzione, però dobbiamo anche avere la possibilità di votare persone che saranno coraggiose e avranno un peso specifico, perché in una maggioranza comunque se in 10 decidono di votare contro le basi militari, allora hanno un peso politico e allora veramente magari una maggioranza comincia a dire no, magari li ascoltiamo perché se perdiamo 10 voti comunque pizzica. Quindi allora questo taglio dei parlamentari
mi rappresenta, come dire, l'affanno, questo affanno di ridurre i parlamentari mi fa pensare alla perfetta fusione della Sardegna, cioè i sardi erano all'istituzione secolare degli stamenti, cioè di loro volontariamente rinunciarono, e questo secondo me ha creato tanta frustrazione nei secoli a venire, e noi stiamo facendo la stessa cosa, cioè molti di noi si battono perché avvenga la stessa cosa. Per me non va bene, anche l'autonomia sarda ce l'abbiamo, e quindi cioè, ci dobbiamo battere perché sia funzionale. Io non ci come abbiamo in mente di arrivare all'indipendenza, cioè quale programma perché ci sia la sovranità della Repubblica Sarda, come vogliamo attuarlo? Ci dobbiamo fare un piano, dobbiamo passare dalle istituzioni, e invece noi già a monte non vogliamo essere in quelle istituzioni. Quindi come vogliamo concretizzare i nostri piani? Tagliando i parlamentari, e per quello ho deciso, cioè, di votare assolutamente. I gruppi indipendenti del mondo fino ad ora hanno manifestato pacificamente e non, però più che altro pacificamente, per avere rappresentanza nei parlamenti, entrare a far parte di quelle istituzioni. Si sono anche alleati perché hanno capito che dobbiamo essere rappresentati, dobbiamo essere dove si decide, per tutelare la lingua, i nostri interessi. Al momento lo sbarramento in Senato, per esempio, è del 20%. Con questa legge elettorale la vittoria del sì è 33%, quindi per noi inarrivabile. E allora cioè, io penso che invece non debba essere questa la strada, che noi dobbiamo essere più rappresentati e dobbiamo mirare ad avere più seggi, a creare più coscienza e a mandare più persone di coraggio alla delegazione della Sardegna in Parlamento. Grazie alla consigliera indipendentista Enrica Fois, che ricordo comunque appartiene al soggetto politico libero, anche lei come Giulia Lai. La parola adesso a Franco Uda dell'Arci. Era importante coinvolgere l'Arci perché l'Arci è una delle organizzazioni sociali che a livello italiano ha al sostegno al no nel referendum. Franco Uda. Sì, grazie di esservi presi carico di questa organizzazione, di questa bella iniziativa e anche ovviamente dell'invito. Ma io vorrei partire da qualche considerazione. Il concetto di democrazia, perché di questo stiamo parlando, e anche delle pratiche di democrazia, è un concetto che non è stabilito una volta per tutte ed è in costante mutamento in tutto il mondo, e sin dai tempi in cui questo concetto e questa forma di governo fu dibattuta, dai tempi dei filosofi ateniesi, e da quando si è definitivamente consolidata così come noi la conosciamo con la nascita degli stati moderni dopo la rivoluzione francese. Mi sembra che il nostro paese soffra di un provincialismo, perché va in netta controtendenza con la domanda che invece in tutto il mondo ci si pone ormai sin dalla fine, diciamo, del secolo scorso, del Novecento, che è quella di capire se questa forma di governo democratica, così come noi la conosciamo, con le pratiche ad essa connessa, sia quella più adatta oggi a rappresentare quei bisogni di partecipazione, di rappresentanza, che in realtà vengono spesso dalle comunità locali, dai movimenti globali e dalle istanze che dal basso vengono poste rispetto ai governanti. Quindi in realtà
il dibattito che è spesso affrontato da tantissimi studiosi è quello della crisi della rappresentanza, e semmai della crisi delle forme della politica. Ed è un dibattito molto interessante, ricordo, insomma, ci sono stati anche dei saggi importanti che sono partiti persino dall'altra parte dell'Atlantico, come quello che riguarda appunto su come poter democratizzare la democrazia. Ovviamente questo è un dibattito che ha attraversato appunto il passaggio di secolo ed è un elemento che va a indagare sulla efficacia del rapporto tra rappresentanti e rappresentati e le conseguenze che ciò comporta nel funzionamento delle istituzioni, così come nella fiducia che i cittadini ripongono in queste. Quindi noi abbiamo di fronte un dibattito molto importante che dovrebbe essere affrontato in maniera molto seria nel nostro Paese e che ha molto a che fare con la qualità quindi della democrazia. Quello che invece abbiamo di fronte con questo referendum è una delle classiche scorciatoie, cioè non si vogliono affrontare gli elementi di qualità di questo dibattito con delle riforme serie che anche, diciamo, di cui questo mondo avrebbe tremendamente bisogno, e il sistema non è sano, è evidente che ci sono delle discrepanze, che ci sono delle storture nel rapporto tra rappresentanti e rappresentati, ma ugualmente qua non si vogliono affrontare i temi che hanno portato a un indebolimento oggettivo delle pratiche democratiche. Ne vorrei citare alcuni semplicemente. Il fenomeno dell'astensionismo, per esempio, è da ormai diversi decenni che assistiamo anche nel nostro Paese ad un indebolimento di chiamata nelle occasioni delle elezioni. E questo perché vi è un elemento di sfiducia che è insito nella capacità della politica di dare delle risposte a dei bisogni dei cittadini. Questo ovviamente determina anche un notevole danno e anche una grave alterazione dell'idea di suffragio universale e anche delle proporzioni della rappresentanza stessa, perché se un qualsiasi soggetto politico come dire, ha un consenso del 20 o del 30%, questo dobbiamo ricordare che non è un consenso assoluto rispetto agli aventi diritto al voto, ma soltanto a quella porzione sempre inferiore che invece partecipa al voto. Quindi c'è questa grave alterazione anche, diciamo, da un punto di vista nominalistico. Il secondo elemento sicuramente è quello del processo di selezione del gruppo dirigente politico. Anche di questo dobbiamo cominciare a parlare. A seguito della crisi delle forme tradizionali della politica, dei partiti, quindi oggi questo è diventato un meccanismo sempre più oligarchico che riguarda sempre meno persone e che invece ha delle conseguenze enormi su tutto il corpo elettorale. Quindi questo elemento della selezione del gruppo dirigente, della sua formazione, è un elemento che dovremmo guardare con maggior attenzione. Il liderismo politico è una pratica che viene da lontano, che abbiamo ereditato dal sistema anglosassone e che porta a una personificazione dei partiti e quindi in realtà a un indebolimento degli elementi di collettività nella proposta politica. Infine vorrei citare il fenomeno del populismo che ormai è entrato, come dire, anche nel nostro sistema politico, si è conformato ai processi di semplificazione della comunicazione politica e produce una traslazione di questi processi di semplificazione nei contenuti della stessa proposta politica. Quindi questo dibattito è certamente un dibattito che ha a che fare con la qualità e non con la quantità della proposta democratica e che invece avrebbe bisogno quindi non di scorciatoie ma di un'attenta riflessione
e anche molto, molto seria, molto critica. Penso per esempio a una riforma a tutto campo invece di questo referendum sarebbe stato molto più opportuno sul versante quindi della legge elettorale, per esempio, che possa dare l'opportunità a tutti di avere delle rappresentanze su base proporzionale nel Parlamento nazionale, che colga e che corregga anche le vere cause del rapporto tra i cittadini e le istituzioni e che riapra anche senza ipocrisie il tema dei costi della politica e del suo finanziamento. Ora, questi sono sostanzialmente i contenuti di cui si dovrebbe parlare rispetto a questo referendum della prossima settimana. L'ARCI, come organizzazione della società civile, nella sua autonomia rispetto al mondo della politica, ha sempre guardato con grande interesse i momenti in cui le cittadine e i cittadini sono ancora un minuto, Franco. Sì, a esprimersi quindi nelle forme della democrazia diretta, e questo a maggior ragione quando queste toccano le modifiche della nostra Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza e che per noi è una stella polare, è una via maestra da seguire e anche da difendere. E quindi noi l'interpretazione che diamo al nostro agire in qualità di corpo sociale intermedio è quello di essere soggetto di infrastrutturazione sociale che innerva la democrazia con i processi partecipativi. E per tutto questo quindi ci sembra sbagliato voler procedere a questa contrazione così significativa della rappresentanza parlamentare del nostro paese, che sarebbe un unicum in tutta Europa nel rapporto con i cittadini che vengono rappresentati. E quindi noi rispetto a questo sistema che avrebbe bisogno di cura, noi diciamo che la cura non è quella dei tagli, ma è quella della democrazia, di più democrazia, non di meno democrazia. E per questo abbiamo invitato i nostri soci e simpatizzanti a partecipare al voto e a votare per il no al referendum prossimo. Grazie Franco. La parola adesso a Luca Pizzuto, che è il coordinatore regionale di Articolo 1 Sardegna. Prego Luca. Ciao a tutti e a tutte, grazie mille per questo invito bello ed importante. Io rubo una battuta scritta in un post di una ragazza di Carbonia che si chiama Sara Pau rispetto al valore di questo referendum, che scrive se andiamo dal dottore per problemi di obesità e il dottore come cura all'obesità ci propone di tagliarci una gamba, forse cambiamo dottore, probabilmente non applichiamo questa cura. Ecco, io credo che l'assurdità terribile di questo referendum sia ben descritta da questa battuta. Noi siamo in una situazione in cui per curare l'obesità, per curare quello che dovrebbe essere uno spreco di soldi e cose di questo genere, ci viene detto tagliati una gamba così per la prova bikini vai bene. Noi come Articolo 1 abbiamo preso una posizione netta già un anno fa, quando purtroppo il Parlamento e anche i nostri rappresentanti in Parlamento hanno deciso di votare questo tipo di riforma, e da allora abbiamo cercato di mandare avanti la nostra posizione convinta contro la scelta scellerata di tagliare i parlamentari, ponendo anche altri elementi, cioè al di là del fatto che si possono abbassare gli stipendi, dobbiamo tracciare anche un bilancio dei vari tagli alla democrazia che si sono fatti per il risparmio, perché non è che in questi anni noi non abbiamo assistito al taglio della democrazia, abbiamo chiuso circoscrizioni, abbiamo ridotto consigli comunali, abbiamo ridotto indennità di consiglieri comunali, di sindaci, abbiamo ridotto giunte, consigli regionali, abbiamo anche chiuso province democraticamente elette. E qual è stato il grande vantaggio per la popolazione? Dove sono i tangibili effetti positivi di questo risparmio? Semplicemente non ce ne sono stati, semplicemente abbiamo avuto deficit democratici gravissimi, con percentuali sempre più basse di affluenza al voto, e non abbiamo avuto miglioramenti nella spesa pubblica, nella creazione di posti di lavoro o quant'altro. Quindi abbiamo il dovere anche di dire che è una grande bugia dire che tagliando gli spazi di democrazia si migliora in qualche maniera
la società. Ma se è un problema di costi, la ragioniamo sui costi, cioè ragioniamo su che cosa vuol dire non avere soldi per fare le cose, perché si possono tagliare altre voci, per esempio quelle degli armamenti o per esempio quelle di opere pubbliche ipercostose che non vengono mai realizzate, o si può tentare di aumentare le entrate, perché viva Dio esistono i super ricchi in questo paese, si potrebbe pensare di tassarli, o si può pensare di tassare la finanza speculativa che tanto giostra e tanto massacra le nostre vite nelle operazioni di borsa. Quindi bisogna provare a cambiare, a modificare, a rilanciare il paradigma. Ora, noi siamo seriamente preoccupati. Il venerdì prossimo faremo una nostra mobilitazione regionale aperta di volantinaggi in giro per cercare di dare ulteriore risalto al no. Sappiamo che è una battaglia difficile da vincere e infatti in questi minuti rivolgo un appello anche ai compagni del Manifesto Sardo, che in qualche modo sono una cinghia di trasmissione fra tutte le varie anime della sinistra progressista frammentata che abbiamo in terra sarda, sul fatto che il 21 notte può essere una notte terribile per gli scenari che può aprire di fronte a noi, perché noi rischiamo anche di ritrovarci ad avere elezioni anticipate con questo sistema elettorale, con il taglio dei parlamentari, l'elezione di un Presidente della Repubblica con questi elementi dati e aprire a scenari nuovi e inquietanti a cui noi non siamo pronti o non siamo preparati. Quindi vi rivolgo, compagni, perché è più semplice e vi viene riconosciuto un ruolo, un'autorevolezza in questo, riunirci, perché se il 21 notte sarà la notte della Repubblica e ci sarà la nostra sconfitta, dovremmo immediatamente iniziare a lavorare per recuperare questa sconfitta e ci vorrà un sacco di tempo, e gli scenari inquietanti che può aprire questa sconfitta sono terribili. Ovviamente lavoriamo a vincere, io vedo una grande mobilitazione del no, vedo la difficoltà di difendere una posizione assurda ed equivoca da parte del sì, vedo che nella nostra terra c'è consapevolezza che saremo consegnati alla marginalità più totale, perché si parla addirittura nella legge elettorale nazionale di metterci in un collegio per eleggere i senatori con la Campania e con l'Umbria, quindi insomma ci sono come dire, tutti gli elementi per poter vincere, ma se non dovessimo vincere è necessaria una riflessione immediata tra di noi per ragionare su come tutti insieme reggiamo quello che può essere un cambiamento epocale e riorganizziamo la lotta. Grazie e buon proseguimento. Grazie Luca Pizzuto, coordinatore regionale di Articolo 1 Sardegna. La parola adesso ad un'altra compagna indipendentista, Luana Farina, la portavoce di Camminare No, e non solo. Recentemente, come Manifesto Sardo, abbiamo pubblicato un articolo del Comitato delle donne libere in lotta per il diritto alla salute, diciamo un appuntamento costante del Manifesto Sardo, ormai con questi aggiornamenti di un comitato sempre più necessario e prezioso. Luana Farina. Grazie Roberto, grazie al Manifesto Sardo per questa opportunità che dai al Comitato del No per esprimersi. Saluto tutti, ovviamente, tutte e tutti. Allora, Camminare No il 20 e 21 settembre invita a votare no in occasione del referendum confermativo. Questo referendum che dimezzerebbe il numero dei parlamentari. Ci tengo a ricordare che nel caso di questi referendum, quindi referendum confermativi, non è previsto alcun quorum, quindi l'unico modo per partecipare alla decisione è recarsi alle urne e votare. Votare no, perché il nostro è un no. Se c'è qualcosa che è necessario ridurre, per la quale sarebbe comprensibile un referendum popolare, sono gli stipendi non più d'oro, di platino, le indennità, i privilegi economici e non solo. O no?
Infatti, se percepissero lo stipendio di un funzionario statale, sicuramente la corsa a loro, ovviamente virgolettato, si dimezzerebbe automaticamente. E queste sanguisughe che cercano solo una sedia, una cadrea, come diciamo noi in Sardegna, dove incollare il loro fondoschiena a vita, non avrebbero più voglia di candidarsi, o no? Altre spese su cui fare tagli, non solo numerici ma di sostanza, sarebbero per esempio le spese di gestione e di staff, per esempio a Montecitorio, perché oltre ai deputati ci sono oltre 1000 dipendenti, i cui stipendi, e non sono i dipendenti, gli operai o dipendenti del pubblico impiego come lo sono stata io per 40 anni, i cui stipendi sono uguali o più alti di quelli dei deputati. E visto che si parla di cifre, io voglio fare proprio i conti della casalinga di Pompu, queste cifre, diciamo, queste spese toccano i 360.000 euro l'anno. In totale questi costano il doppio dei deputati. Sommandoli arriviamo quasi a 500 milioni. Ci sono poi altri 500 milioni di euro di spese varie di gestione, staff e così via. Si arriva quindi a sfiorare il miliardo. Stesso discorso vale per il Senato, dove per esempio abbiamo, faccio un esempio, i corazzieri che costano 40 milioni l'anno, no? E ci chiediamo in un'epoca in cui abbiamo le forze dell'ordine che sono super attivate per monitorarci in tutto e per tutto, ci sia bisogno di questi corazzieri che sono ormai una figura meramente pittoresca, ma costano 40 milioni di euro. Se ci sono spese da tagliare, sono quelle elargite a pieni mani dalla sanità privata. Ringrazio Roberto di aver citato anche il movimento di cui sono anche portavoce, Donne Libere in Lotta per il Diritto alla Salute, perché veramente lo stato della nostra sanità sarda è disastroso. Però anche, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto italiano non è messa così bene. Sanità privata che proprio durante il Covid, l'abbiamo sperimentato tutti sulla nostra pelle, ha dato la prova lampante del suo fallimento. Tra il 2010 e il 2019 l'osservatorio Gimbe ci dice che le spese del finanziamento pubblico della sanità è stato decurtato di 37 miliardi di euro. Dico 37 miliardi, vi sembra poco? Io dico che no. Il risparmio sui tagli dei parlamentari invece è stimato su 500 milioni di euro, cioè a fronte di, per esempio, 37 miliardi, 500 milioni di euro in una legislatura. Perciò, da indipendentista e da donna che ha fatto le lotte per la sanità all'interno anche di Caminerano, ovviamente, perché non, per esempio, iniziare a tagliare su quei 500 milioni di euro che sono stati regalati al Matterolbia? Per esempio, questo andrebbe a tutela delle rappresentanze parlamentari delle regioni meno popolose come la Sardegna. Se ci sono altre spese da tagliare, come hanno detto alcuni compagni che mi hanno preceduto, sono le spese destinate agli armamenti. Allora, le spese militari in Italia si attestano sui 26 miliardi l'anno. 26 miliardi, non 500 milioni di risparmi sul taglio dei parlamentari. Senza contare che poi c'è il 1,5 miliardi che elargisce il Ministero delle Finanze per le cosiddette missioni di pace, i soldi che investe il MISE per le industrie belliche italiane e il Ministero dell'Istruzione per la ricerca militare. Miliardi che in Sardegna, secondo noi, potrebbero invece essere utilizzati, per esempio, per le bonifiche dei territori inquinati e per la creazione di posti di lavoro. O no? Sbagliamo? Ancora restano, come qualcuno ha già accennato, sul piatto le criticità relative ai costi e benefici per le cosiddette grandi opere, sto parlando della TAV, Mose, Gronda, eccetera.
che ormai sono state considerate inutili, obsolete, dannose. Però per la realizzazione delle quali sino adesso sono stati investiti 200 miliardi di euro, e altrettanti si prevede di investire. Allora non sarebbe, e qui mi ricollego giustamente al discorso anche che ha fatto chi mi ha preceduto, spendere una parte di questi denari per la rete dei trasporti di persone e merci in Sardegna che versano in totale abbandono, o no? Il taglio dei parlamentari inoltre non riduce le spese percepite dagli eletti, perché è un risparmio minimo, no? Esiguo, diciamo, lo 0,007 del bilancio dello Stato italiano, che equivale alla spesa altrettanto irrisoria di 1,35 euro all'anno per cittadino, poco più di un caffè. Cosa cambierebbe in Sardegna se il no non vincesse? Se vincesse il sì, la novità costituzionale sarebbe quella di 11 posti in meno alla Camera, cioè 11 posti alla Camera, quindi contro i 17 attuali, 5 posti al Senato contro gli 8 attuali. Quindi la perdita di 9 posti complessivi, che sono pari al 36,2 mi pare per cento di rappresentanti della Sardegna a Roma. Si passerebbe quindi da un deputato ogni 96.006 abitanti a un deputato ogni 151.210, che è un taglio analogo, per giunta ci sarebbe anche al Senato. Quindi perciò, anche per questo, noi diciamo no, assolutamente no. Diciamo no alla riduzione del numero dei parlamentari, che anche per la Sardegna equivale a un taglio ulteriore della rappresentatività, che è già misera, e del rapporto tra gli eletti e... Un minuto, Luana. Una cosa sulla quale vorrei puntare l'attenzione è la riforma elettorale, che sarebbe molto più... perché ci sarebbero state delle cose molto più importanti da affrontare prima di questo referendum. La riforma elettorale della legge italiana è quella sarda, non dimentichiamo lo scherzo che fece ai sardi il governatore Cappellacci nel 2014, che tagliò appunto fuori i piccoli partiti, soprattutto quelli che allora si presentavano e avevano nel loro programma l'autodeterminazione del popolo sardo. Da indipendentista cosa voglio dire? Voglio esortare che diciamo chi nel mondo indipendentista o per l'autodeterminazione ha deciso di non presentarsi alle urne, di astenersi, che non dobbiamo aver paura, come fanno in Catalogna e per esempio in Scozia, di mettere i piedi dentro le problematiche nazionali, se non altro per evidenziarne le criticità e le contraddizioni. Una cosa che è stata poco evidenziata, ma che noi riteniamo sia molto importante, è che con questo referendum si andrebbe ad attuare uno dei punti più oscuri della storia d'Italia, la storia della P2, perché forse i più giovani non ricordano, ma i più anziani di noi sicuramente sì, nei famosi provvedimenti a medio e lungo termine di Licio Gelli, che sappiamo benissimo appunto essere stato un programma di svolta diciamo non rinnovatrice come diceva lui, ma sovversiva delle istituzioni democratiche, al punto diciamo 5 a 3 esattamente, si recita questo: nuove leggi elettorali per la Camera di tipo misto, riducendo il numero dei deputati da 450 per il Senato di rappresentanza di secondo grado regionale degli interessi economici, sociali e culturali, diminuendo a 250 il numero dei senatori ed elevando da 5 a 25 quello dei senatori, che andavano ad essere pescati tra ex parlamentari, magistrati, funzionari e imprenditori pubblici ed ex militari. Quindi qui entriamo anche in un, appunto, come dicevo, in un periodo talmente buio della nostra storia della democrazia, che
veramente si rendono conto quelli del sì che stanno portando avanti un punto del piano eversivo della P2 di Licio Gelli, massone, fascista e golpista? Inoltre, e chiudo, voglio fare un riferimento a quelli che sino ad avanti ieri erano per il no e poi di colpo hanno cambiato idea e sotto banco però continuano a lavorare per il no, ma è un no che veramente, cioè detto da loro, un no, un sì è veramente vergognoso, e mi riferisco in particolare al PD e a Zingaretti che parlano di svolta rinnovatrice. Farebbero meglio ad essere più sinceri, a dire che votano o comunque dicono di votare sì, diciamo ufficialmente perché hanno paura che cada il governo o di fare la figura di chi si rimangia la parola. Allora, loro preferiscono a questo punto sacrificare pochi parlamentari, secondo loro, delle regioni come la nostra, diciamo più soggette al danno di questa riforma, a favore del mantenimento delle loro poltrone. Per cui se avete ancora dubbi su cosa succederà, se si andrà a votare a favore, io no. Grazie Luana Farina, portavoce di Camille Rannoa. Ora la parola al rappresentante nuorese dell'ANPI, Amedeo Spagnuolo, che è il vice presidente. Ti accendo il microfono. Ecco, dovresti accenderlo tu, Amedeo. Ecco, ok. Posso? Prego. Sentite, sì? Sì. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto, e grazie a Roberto e al Manifesto Sardo per l'ospitalità, anche se un pochino gioco in casa perché in effetti collaboro anch'io con questa bellissima rivista e quindi dunque noi come ANPI negli ultimi tempi abbiamo subito una serie di accuse che riguardano soprattutto il discorso dell'arroccamento. Noi saremo una forza che si arrocca insieme ad altre forze, diciamo così, che sono per il no e che quindi vorrebbero, diciamo così, mantenere lo status quo. Ecco, questa sarebbe la motivazione che viene portata avanti da chi? Viene portata avanti da quelli che si definiscono il cosiddetto movimento anticasta, in primis i 5 Stelle, che ancora adesso hanno questa, diciamo così, io direi presunzione di definirsi anticasta quando ormai sono essi stessi casta vera e propria. Quindi voglio dire, rimando al mittente sicuramente questo tipo di accuse assurde. Noi perché siamo per il no? Noi siamo per il no perché in sostanza si sta verificando un attacco netto e forte alla democrazia rappresentativa. Cioè c'è poco da dire, la democrazia rappresentativa in questo modo viene fortemente danneggiata e viene quindi messa in crisi la democrazia. Se io penso ad esempio proprio alla Sardegna, no? I numeri sono già stati dati da chi mi ha preceduto, quindi non sto qui a ripeterli, veramente per noi sarebbe devastante se vogliamo fare un discorso anche, diciamo, di tipo locale, diciamo. La zona dove vivo io, per esempio, la parte centrale della Sardegna, sarebbe, immagino, completamente abbandonata dal punto di vista della rappresentatività, in quanto appunto sia per diciamo così un problema di tipo demografico e sia per tanti altri problemi che non sto qui a enunciare. Quindi per noi è veramente un grossissimo problema, non solo per noi, per tante altre regioni italiane che si troverebbero in questa situazione. Quindi noi difendiamo il valore della democrazia noi siamo una democrazia parlamentare, quindi se non abbiamo un numero adeguato di rappresentanti, la democrazia parlamentare va in crisi. La democrazia parlamentare praticamente non ha, diciamo così, non si basa più su quelle strutture portanti che sono fondamentali in una democrazia parlamentare. I cosiddetti anticasta su che cosa si basano? Si basano principalmente sulla questione del risparmio, quindi praticamente sul risparmio dei costi
e di questo ne fanno, diciamo così, il loro discorso di tipo populista, questo possiamo dire, non anticasta. Sicuramente un discorso populista, cioè volto a convincere le persone in buona fede che in questo modo pensano di, come dire, risparmiare, e invece, come ha già detto chi mi ha preceduto, si parla di 1,35 € a cittadino per un anno. Ecco, questo è il risparmio, la tazzina di caffè di cui si parlava prima. Se si vuole risparmiare, comincino loro, comincino dal taglio dei loro stipendi, comincino a fare un atto di coraggio, e un esempio veramente, quello sì che sarebbe un esempio veramente importante, e allora ecco che si potrebbe cominciare a ragionare. In questo periodo sta girando un video che riguarda un'intervista rivolta alla Nilde Iotti, ecco. E Di Maio ne ha fatto una sorta di elemento di propaganda veramente, io direi quasi vergognoso, affermando che la stessa Nilde Iotti aveva affermato che era d'accordo sulla questione della riduzione dei parlamentari, dimenticandosi però che Nilde Iotti affermava questo all'interno di una riforma molto più ampia che riguardava sostanzialmente e soprattutto la riforma elettorale, cosa che invece i 5 Stelle si sono completamente dimenticati, per ovvi motivi che non sto qui a sottolineare. Quindi voglio dire, adesso il discorso è molto semplice, cioè mi rifaccio alle parole del comandante De Falco, quando ha affermato che non voglio essere rappresentato meno, ma voglio essere rappresentato meglio. Questo è il discorso di fondo sul quale in effetti si deve sviluppare tutto il discorso che in effetti abbiamo finora, diciamo così, analizzato in maniera così interessante. Quindi io come rappresentante dell'ANPI dico questo, dico che in effetti noi non siamo assolutamente, lo sanno tutti, non siamo un partito, e non siamo ovviamente come dire, dalla parte di uno o dell'altro a seconda se ci viene tirata la giacchetta, però alcune cose su alcuni partiti bisogna dirle, perché in effetti si tratta di coerenza. Sui 5 Stelle mi sono già espresso, ma mi posso esprimere anche, diciamo così, ma questo lo sanno tutti, sulla posizione ambigua e ondivaga del Partito Democratico, che fino a poco tempo fa si era schierato, diciamo così, nettamente, diciamo, comunque con posizioni abbastanza forti per il no, e poi per motivazioni legate, anche questo è stato già detto, ma lo voglio sottolineare, per motivazioni legate soprattutto a questioni di governabilità, pare che la situazione stia cambiando, quantomeno al loro interno ci siano dei grossi problemi. Bene, la governabilità è importante, senza dubbio, soprattutto in questo momento in cui siamo ancora in piena crisi pandemica e così via. Però è importante anche la coerenza. È importante anche la coerenza e la coerenza politica, e coerenza politica vorrebbe che un partito che presume di essere di sinistra in qualche modo tenda a tutelare fortemente la nostra Costituzione, che è veramente il faro al quale dobbiamo tutti noi ispirarci. Certo, la Costituzione non è un Moloch intoccabile, ma la Costituzione va cambiata con un discorso organico e che coinvolga tutte le forze, non a colpi di referendum. Grazie. Concluderei qui il mio intervento. Grazie Amedeo Spagnolo, il vicepresidente dell'ANPI di Nuoro. Ora il prossimo intervento, Giulia Lai, dirigente nazionale di Liberu. Ora dovresti accendere il microfono, Giulia. Giulia, non si sente, dovresti accenderti il microfono. Ok, no, non si sente ancora.
Giulia, nell'attesa del... Ok, ecco, ci ora sono. ora ci sei. Prego, prego. Ho trovato il pulsante. Mm. Buonasera a tutti. Dunque, io sono Giulia Lai, parlo in rappresentanza di Liberu, che è un partito indipendentista. Allora, faccio una piccola parentesi però da avvocato. Abbiamo detto tante cose, ma non abbiamo sottolineato e in qualche modo informato la popolazione che appunto il 20 e il 21 settembre andremo ad affrontare quello che è un referendum confermativo, ossia andremo a votare un sì o un no a una riforma della Carta Costituzionale italiana che è già stata approvata. Quindi questo tipo di referendum non prevede un quorum e pertanto anche qualora vincesse un solo sì rispetto ad un no, questa riforma entrerebbe in vigore. Quindi basterebbe anche solo il voto di 3 elettori che questa appunto riforma, questo taglio dei parlamentari avrà il suo corso. Quindi come partito indipendentista sardo, non presente in con nessuno dei suoi esponenti a quelle che sono le istituzioni, a quella che è l'istituzione italiana del Parlamento, abbiamo assunto una posizione che è quella del no. E questa posizione del no non è fatta a difesa o attuata a difesa della Carta Costituzionale italiana, è fatta esclusivamente per tutelare quello che sono gli interessi dei sardi. Perché se vogliamo dirlo in poche parole, in parole chiave, il taglio dei parlamentari non è altro che un ulteriore attentato a quelli che sono gli interessi del popolo sardo e della nostra terra. Infatti, se avremo, come abbiamo detto, come avete già detto tante volte, un taglio di parlamentari che andrà da 630 a 400 per la Camera dei Deputati e da 315 a 200 per il Senato, ovvero la Sardegna passerà da un numero di un deputato per 96.400 persone a 149.000, cioè un solo deputato rappresenterà 149.000 persone, un senatore rappresenterà da oggi che ne rappresenta 205.000 a 328.000. Quindi a questo taglio dei parlamentari corrisponde soprattutto una assenza di rappresentatività della Sardegna nella maggiore istituzione dello Stato italiano. E questo cosa significa? Significa che la Sardegna sparirà da qualsiasi agenda politica programmatica, o se vi compare soltanto in scelte dove la Sardegna non avrà voce, i sardi non avranno voce. Quindi mi rendo conto che la nostra condizione di perenni colonizzati ci induce involontariamente a pensare che del taglio dei parlamentari non ce ne possa fregare nulla e che non cambi comunque nulla, però in realtà dobbiamo renderci conto che qualsiasi scelta che venga presa a quei livelli ci incide sul lavoro, incide sulla nostra terra e incide soprattutto su quelli che sono i nostri interessi generali. Per questo riteniamo che sia assolutamente necessario andare a votare e votare per il no. Un altro effetto pragmatico di questa riforma sarà che l'accesso ai collegi più piccoli sarà quasi impossibile per le minoranze. E per le minoranze delle minoranze, come può essere un partito indipendentista sardo, sarà praticamente impossibile, perché aumenteranno le soglie di sbarramento naturale e quindi la nostra possibilità di accesso non svanirà nel nulla. Quindi, ripeto, sono queste le ragioni che portano un partito indipendentista a prendere questa posizione e non a ritenere che non votare o votare per il sì sia, diciamo, la scelta più giusta. Anche se ovviamente non ci dobbiamo dimenticare che effettivamente c'è un enorme sperpero della spesa pubblica, ma questo può essere affrontato attraverso il taglio di altre voci,
come avete già detto anche voi, delle voci della spesa militare che si attesta a 71 milioni di euro al giorno, a fronte dei 37 milioni che si guadagnerebbero se tagli i parlamentari della Camera, dei deputati o dei 27 milioni per il Senato. Sono spese enormi quelle militari. Di quelle noi sardi dovremmo chiedere il taglio, perché sono quelle che incidono sui nostri interessi. La rappresentatività in questo momento non si deve toccare. Quindi un esempio io ve l'ho già dato, un esempio concreto, ma ce ne sono tanti altri, come appunto il taglio dei vitalizi e la diminuzione degli stipendi e di tutti i benefit, ma di certo non quella della rappresentanza in Sardegna presso un'istituzione italiana nella quale si prendono le maggiori decisioni per la nostra terra. E finché non viene riconosciuto il principio di autodeterminazione del popolo sardo, abbiamo il dovere e la responsabilità di pretendere la nostra rappresentanza all'interno del Parlamento italiano. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Giulia Lai di Libero. La parola al nostro ultimo intervento, Pierluigi Mulli, il segretario regionale di Rifondazione Comunista in Sardegna. Prego Pierluigi, accenditi il microfono. Ora è sparito completamente. Beh, Pierluigi, sei sparito. Ecco di nuovo Pierluigi. È acceso? Ok. Sì, puoi procedere con il tuo intervento, Pierluigi, prego. Allora, noi di Rifondazione Comunista a livello nazionale, ovviamente anche a livello sardo, ovviamente siamo per votare no a questa tornata referendaria. Ci sono miliardi di ragioni, infatti la difficoltà è scegliere le più efficaci di ragioni per votare no. Tanto sono per me evidenti alcune cose, perle. La prima perla. Allora, si dice che bisogna tagliare le poltrone. Io chiedo umilmente, ma i rappresentanti al Parlamento noi li mandiamo lì per occupare una poltrona? Perché se fosse così, allora io non capirei perché non siano ritenute poltrone anche quelle rimanenti. Quelli che non sono tagliati stanno sempre in poltrona, anche loro. Quindi il problema non è quello, il problema è che se c'è corruzione, voto di scambio, scadimento del servizio reso ai cittadini e al popolo italiano e al popolo sardo in questo caso, per fare le leggi che servono al popolo, invece che giocare di filetto per continuare a permanere in codesti luoghi ambiti grazie agli stipendi lauti, allora o sono poltrone e allora sono poltrone per tutti, oppure non sono poltrone o non dovrebbero essere posti di rappresentanza, e quindi la rappresentanza è molto delicata. Ecco, questo modo di toccare la Costituzione che è costantemente in pericolo, perché ogni tanto qualcuno al governo si sveglia e vorrebbe cambiare la Costituzione. Ricordo molto cautamente comunque che in altri paesi, in tutti gli altri paesi, non si sognano mai di ogni lustro, ogni 3 anni, di cambiare la Costituzione. Gli Stati Uniti d'America, la Francia, eccetera, 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 eccetera. Anche l'Inghilterra, che non ha una Costituzione scritta, non si sognerebbe mai di cambiare le regole in corso d'opera, a seconda delle convenienze. E quindi anche banalmente sottolineerei veramente la figura un po' meschina, misera che fa il PD e il loro lacchè come dire, a lisciare il pelo ai qualunquisti
demagogici e populisti. Quindi il problema fondamentale è che la rappresentanza non si tocca. Il problema nasce per il fatto che purtroppo, grazie alle leggi elettorali, anche queste che sono state utilizzate, tirate, fatte, eccetera, eccetera, ad usum delfini, ad uso di chi le doveva utilizzare, e non obbediscono a una rappresentanza, non hanno mai obbedito, dopo la riforma Capestro del 92, in cui si abbandonò il sistema proporzionale, puro fino a un certo punto, perché al Senato c'erano dei vincoli appunto che riguardavano il fatto che dovevi fare il punteggio in una regione, se no non potevi eleggere senatori. Ma comunque il principio era quello della rappresentanza in termini di proporzionale pura, perché la rappresentanza non è un fatto di parte politica, è un fatto di parte del popolo italiano, che è evidentemente, se in maniera meccanica, ingegneristica, si adottano dei correttivi, delle cose, eccetera, eccetera, che escludono le minoranze, che badate bene, non sono le minoranze politiche, sono le minoranze sociali intanto, che ovviamente in quel caso, guarda caso, sono proprio quelle che sono disponibili se ci fosse un braccio politico in grado di come dire, cavalcare in termini positivi le loro giuste rivendicazioni, e se tu sei inefficace perché il padrone del vapore ha fatto il trappolone per non farti entrare in Parlamento, quello sarà portato o a non andare più a votare oppure a tenersi a quello che c'è di meno peggio, ecco. E quindi questo è il rischio, e tutti quanti non sottolineano più il fatto che mediamente dal 30, prima era il 30, 20-30, adesso 40-50, alle volte 60% di gente non va a votare, e si scandalizzano e si spaventano per adesso per il referendum, per questa partecipazione forse non adeguata, perché se andassimo tutti quelli che sono convintamente per il no a votare, se non avessero accorpato furbescamente alle elezioni regionali in 7 regioni dell'Italia, noi avremmo avuto veramente delle buone possibilità, e io non dispero ancora ovviamente, di vincere il referendum. Quindi un ulteriore attentato alla Costituzione, un ulteriore attentato alla rappresentanza, che non trova uguali da nessuna parte, e quindi c'è un commercio di leggi, quelli che votano sì, poi sono, cioè, giusto per non fare cadere il governo, tu stravolgi la Costituzione, cioè non ho, un comodo del PD deve convincermi che io posso votare sì. Siamo alle comiche finali, ecco, dovremmo mandare a casa tutti questi ciarlatani della democrazia, e ricordare che appunto la Costituzione non è che un moloco, come giustamente diceva prima il compagno Spagnuolo, però, come dire, bisogna toccarlo con cura. E poi questa storia qui, che prima hanno fatto la riforma costituzionale, però badate bene che poi dobbiamo fare la riforma elettorale. Sarebbe stato logicamente, anche dal loro punto di vista, più coerente esattamente il contrario, ma siccome i 5 Stelle, che un minuto, Pierluigi, hanno una rappresentanza ora sovradimensionata rispetto al loro effettivo, si vogliono appuntare delle medagliette che sono medagliette che ci costerebbero carissimi in termini di rappresentanza. Ovviamente poi non è secondario il fatto che in Sardegna poi ci tocca da vicino, e in altre regioni anche peggio, pare che in Molise, se non hai il 33%, non eleggeresti un senatore. Delle cose turche, quasi comiche, se non fossero tragiche, ecco. Quindi noi invitiamo soprattutto a presidiare anche i seggi, quindi occhio a noi, sto dicendo a noi che ci parliamo e ci ascoltiamo ora, ai rappresentanti di lista nei seggi, in modo tale del Comitato per il No, in modo tale che non ci vanifichino anche questi sforzi che facciamo per convincere
il popolo italiano a votare no. Grazie e buon lavoro. Ho finito. Grazie Pierluigi per questo è il nostro ultimo intervento previsto dai nostri relatori. Ringrazio Pierluigi Muli di Rifondazione Comunista, che è uno dei pochi soggetti politici a livello sardo italiano che a sinistra sono sempre in prima linea nel difendere non solo la Costituzione italiana e i principi democratici, ma anche difendere la società da quell'istinto violento che arriva da quei poteri forti che partono da Confindustria e arrivano fino a questi nuovi soggetti politici che macinano esclusione sociale attraverso il nuovo linguaggio populista. Io vorrei intanto ringraziare tutti i relatori e le relatrici che hanno partecipato a questa diretta. Ringraziare soprattutto le persone che ci hanno seguito in diretta sia dalla pagina Facebook sia dalla pagina YouTube e dal sito del Manifesto Sardo. Ringraziare le associazioni che hanno aderito al Comitato Sardo per il No. Rinnovo l'invito a tutte le organizzazioni a tenerci in contatto perché abbiamo programmato una conferenza stampa delle associazioni aderenti al comitato martedì mattina a Cagliari alle 10 del mattino, quindi sentiamoci per partecipare anche lì e dialogare con la stampa sarda. Nel salutare tutti voi, vorrei ricordare che ci sono davvero tanti motivi per dire no e li abbiamo espressi. Abbiamo provato come Manifesto Sardo a sintetizzarli anche stasera. Il no che preferiamo come Manifesto Sardo è un no propositivo, è il no che pensiamo è il no di coloro che vogliono rafforzare il ruolo delle assemblee, del Parlamento, dei consigli regionali. È un modo di dire no, come abbiamo già spiegato, per dare ossigeno alla democrazia. Un no contro tutto che però si connette e si unisce a tutti i soggetti che praticano il conflitto sociale, che stanno lottando da sempre contro quei poteri che hanno scelto di mettere il mercato e le diseguaglianze come motore della società. Badate che esiste davvero una relazione molto stretta tra questi soggetti politici che hanno determinato le politiche neoliberiste in oltre 30 anni di governi e queste spinte di riduzione alla democrazia. Sono spinte pericolose che maturano sempre quando è in atto una crisi della democrazia e dove il rimedio che esce fuori è sempre quello dell'onnipotenza della maggioranza impersonata da un leader carismatico dell'ultimo momento. Quindi il nostro no, per concludere, deve essere un no che crea un argine nella dimensione politica e culturale della società, un argine contro il senso comune diffuso che vuole mettere in stand-by il sistema dei partiti, affidarsi agli stregoni che strumentalizzano la rabbia, l'odio e l'intolleranza. Per questo motivo penso che una possibile medicina che permetterà di riconquistare spazi di democrazia e contrastare la delegittimazione dei partiti è rappresentata dal rafforzamento di tutte le assemblee elettive. Per questo il nostro obiettivo è di continuare dopo il 20 e il 21 settembre in questo percorso di liberazione della democrazia. Per questo dobbiamo dire no, per continuare a fare politica anche dopo il 20 e il 21 settembre, perché la nostra Sardegna è un'isola delle diseguaglianze ed è destinata ad avere sempre meno spazi democratici. L'assetto costituzionale democratico del Parlamento e di tutte le assemblee elettive è uno dei pochi strumenti che abbiamo a disposizione per difenderci da queste suggestioni autoritarie e dalle derive antidemocratiche di chi vorrebbe pochi uomini al comando. Vi ringrazio e vi saluto. Buona serata a tutte e tutti. Buonasera. A presto.